Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cattolica e dintorni. Sono più stabili ma meno occupati gli stranieri della provincia di Brescia, secondo quanto emerso dal convegno Stranieri a Brescia promosso dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni, ovvero il CIRMIB. Ascoltiamo da Elena Boisozzi, direttore del CIRMIB, qual è la fotografia che emerge dalla ricerca condotta in Cattolica. Dottoressa Elena Besozzi, anche quest'anno le ricerche del Centro sulle Migrazioni hanno realizzato un annuario. Quale realtà è emersa? Noi abbiamo in pubblicazione, usciamo oggi presentando questo annuario 2009 che fa un po' l'aggiornamento della situazione dell'immigrazione a Brescia, mostrando come il flusso migratorio continua e quindi abbiamo un aumento della popolazione straniera immigrata e però sono in atto anche diverse trasformazioni interne a questa popolazione. In particolare abbiamo un aumento dei rumeni, in calo la popolazione che viene dal continente africano e una stabilizzazione di alcuni gruppi come il gruppo albanese, il gruppo marocchino, eccetera. A ridosso della crisi economica che stiamo vivendo tutti quanti emerge in modo particolare una crisi che tocca anche la popolazione immigrata. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. Sembra che gli immigrati vogliano organizzare uno sciopero di una giornata nel territorio di Brescia. Qual è la loro situazione di integrazione appunto sul tema del lavoro? Sulla questione lavoro noi andiamo incontro a una serie di problematiche legate appunto a un calo delle possibilità occupazionali data molto dalla crisi economica da un lato, dall'altro dalla saturazione anche del mercato, di alcuni settori del mercato del lavoro e quindi il problema si pone. Noi abbiamo individuato attraverso anche i dati dell'osservatorio regionale un aumento della disoccupazione anche fra la popolazione straniera e generalmente un dato che è più basso che non fra la popolazione italiana. Sono in aumento anche gli infortuni sul lavoro, per esempio nella popolazione straniera. Oggi ne parleremo nel corso della presentazione, anche questo è un dato da tenere sotto controllo. Professoressa Colombo, un'altra tematica importante trattata nell'annuario è l'integrazione dei giovani e dei minori. Quale situazione si presenta? Dunque, noi osserviamo che intanto in Italia ci sono molti giovani minori stranieri o di origine straniera, quasi si conta 800.000 in tutta l'Italia, che si sono progressivamente venuti inserendo soprattutto attraverso la scuola e la formazione professionale. Coloro che sono rientrati in questi percorsi, che sono più del 90% quindi di questa cifra che ho detto, sono effettivamente rientrati in un buon o addirittura ottimo livello di integrazione, in quanto la scuola si presenta come il luogo dove non solo l'inclusione, l'inserimento e l'accoglienza viene messo in atto da parte degli adulti, ma anche si chiede ai ragazzi uno sforzo di adattamento e quindi anche di conoscenza della nuova cultura. Allora, l'ingresso di questa componente, cioè dei giovani stranieri, dentro le classi scolastiche è stato inizialmente un passo di positiva accoglienza e quindi di positiva volontà di integrazione e solo negli ultimi tempi, con il raggiungimento di quote sempre più elevate di stranieri, si sono cominciate a registrare situazioni di conflittualità. Si tratta però di situazioni prettamente evolutive, quindi che mirano comunque a risolversi laddove c'è un intervento adulto. È stata rinnovata anche quest'anno e molto probabilmente sarà anche l'ultima con questa formula, la collaborazione con l'Euro. Ne parliamo con il presidente Saulo Maffezzoni.
Anche quest'anno i docenti e ricercatori dell'Università Cattolica hanno potuto realizzare importanti progetti grazie al contributo dell'Eulo. Quali sono stati i benefici e i vantaggi che questo ente ha portato? Ma direi che il primo beneficio è aver portato l'Università Statale a Brescia e aver finanziato l'università che già esisteva, che è la Cattolica, dal 98. Quindi credo che per le famiglie e per gli studenti sia importantissimo avere l'università fisicamente presente in città, non solo evidentemente per questioni economiche, ma anche per questioni di rapidità e di frequenza, e soprattutto aver radicato in questi anni una classe docente residente a Brescia. Ora noi ogni anno elargiamo una somma sia all'Università Statale che alla Cattolica, qui siamo presenti ovviamente nella sede della Cattolica, tramite apposite convenzioni, d'accordo con il corpo accademico e con i responsabili dei centri di ricerca. Presidente Salma Fezzoni, la provincia ha già deliberato la sua uscita dall'Eulo ed ora l'ente sembra arrivato a un capolinea. Che cosa si auspica per il futuro? Ma io auspico che l'ente prosegua la sua attività, magari modificato. E cosa intendo per modificato? Innanzitutto con maggiori competenze e in secondo luogo con maggiori risorse disponibili, perché teniamo presente che la ricerca si fa con i quattrini e la ricerca attualmente costa parecchio. Quindi probabilmente dovremmo finalizzare alcuni aspetti della ricerca periodicamente per non finanziare ricerche magari simili o uguali, ma bensì fare una scelta d'accordo evidentemente anche con il territorio, quindi con la società che ci sta intorno. È la comunità alla fine che trae beneficio dalla ricerca, questo dobbiamo sottolinearlo, la comunità intera. E ora vogliamo ricordare ai nostri studenti le numerose opportunità di trascorrere un periodo di studio all'estero per apprendere la lingua straniera grazie al progetto LEIT. Siamo qui con Anna Mostarda, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali, per scoprire quali sono le opportunità all'estero per gli studenti. Ce le puoi illustrare? Dunque sì, per i nostri studenti in questo momento, per chi vuole svolgere un'attività lavorativa all'estero nel periodo estivo, quindi si parla di estate 2010, abbiamo un bando che è il Work Experience Abroad, che dà la possibilità di svolgere un'attività lavorativa da 12 a 16 settimane all'estero in paesi dell'America. Per chi vuole partire subito? C'è la possibilità invece di andare a studiare all'estero. Abbiamo in questo momento un bando che è storico e attivo da tantissimi anni all'Università Cattolica, che è il LEIT con Dublino, e dà la possibilità a studenti appartenenti a varie facoltà di andare a studiare la lingua inglese per 4 settimane e alloggiare presso famiglie che sono selezionate. Inoltre è aperto anche per quanto riguarda Los Angeles, San Diego e a Sydney in Australia. Questo dura 5 settimane e scade anche questo l'8 marzo, quindi affrettatevi chi vuole partecipare, dovete veramente trovate tutto sul sito, vi iscrivete direttamente sul sito. Oltre all'inglese si possono studiare altre lingue? In questo momento è aperto anche un bando, sempre un LEIT, la possibilità quindi di approfondire la conoscenza linguistica anche per la lingua russa. È aperto il bando per San Pietroburgo. Edoardo, sei uno studente del secondo anno della Facoltà di Lettere e Filosofia che hai partecipato al Model UN a New York. Qual è stata la tua esperienza e di che cosa si è trattato? La Model UN è una possibilità che viene data agli studenti delle superiori e dell'università di partecipare a una simulazione di una seduta di una delle varie commissioni dell'ONU. A ognuno dei ragazzi viene assegnato un argomento e un paese. Io per esempio ero nella commissione del disarmo e avevo preparato l'Afghanistan. È completamente parlata in inglese, quindi da quel punto di vista è un arricchimento. È una difficoltà ma anche un arricchimento molto grande, e poi si lavora con dei veri delegati, cioè si conoscono dei veri professionisti del settore
per chi è appassionato di scienze politiche o economia politica è assolutamente molto molto importante, ma anche di lingue straniere. E si lavora nei veri ambienti professionali, cioè nelle sale conferenze dell'Hilton Hotel, nella ONU stessa, che viene visitata nella cerimonia di apertura e nella cerimonia di chiusura, quindi è stata un'esperienza notevole. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.